Eder. Mech. Pallister. Il 28 è arrivato e al termine della mattinata ancora non c'è nessuna comunicazione ufficiale da parte né della Cattaneo né da parte degli inquirenti, però al momento resta confermato che nella giornata di oggi una parte del deposito della perizia verrà reso noto, si parla di circa il 20%, per cui non ci resta che aspettare. E per ammazzare il tempo, ecco 3 brani da ascoltare. Il primo si chiama Capisci, il secondo si chiama Cattaneicità e il terzo è il famoso brano, l'ultimo successo, Sebastian Contrario. Io li soldi non ti... Assolutamente! Capisci? Assolutamente! E poi? A me! E mi permetto di dirti bene! Perché? Per quale ragione costante fare stiamo violenza se non ascolta? Ripai, non a sapere code pipote, per qual subaira sono i dei miei castoni. Si was vena turciante per vivo, per sbadabare, poteva sapere la stame, cattane in città.
vado di qua, non resto di là. Se troppo freddo, c'è troppo calore, non bevo vino, ma l'acqua mi fa, e dopo me bagno che coma de cor. E il Bastian contrario de se stes. Sebastian contrario de se stes. Non faccio così, non faccio questa. Se tutti matti, ma mi non son san. Se dico sì, sì e no in realtà. E invece di andare, mi torno in il piano. Ed per questo proprio la Madonnina non me la dovevi fare. Vedremo. Ed allora tutto il pomeriggio attenti e concentrati in attesa di novità. Vedremo alla fine anche se avrà ragione il garibaldino con la sua linea delle lesioni attuate da terzi o l'abruzzone che porta avanti una linea secondo la quale non ci saranno grosse novità da questa seconda autopsia, non si aprirà nessuna indagine, non ci saranno nemmeno nuovi indagati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.